Sì, ebbene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Salga a te Signore al numero 18. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo sia su tutti voi. Celebriamo oggi la festa della conversione di San Paolo Apostolo. Vogliamo chiedere al Signore anche a noi il dono di convertirci. Vogliamo chiedere al Signore anche Lui che, come ha rovesciato la vita di questo Apostolo, rovesci anche la nostra vita e la porti alla luce, alla pienezza, all'amore, alla fedeltà. Chiediamo che San Paolo ci aiuti a convertirci ogni giorno al Signore. Ritorniamo a Lui, mettiamo al centro il Signore, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai illuminato tutte le genti con la predicazione del beato apostolo Paolo, dona a noi, che oggi celebriamo la sua conversione, di camminare verso te seguendo i suoi esempi, per testimoniare la tua verità dinanzi al mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo disse al popolo: Io sono un giudeo nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: Che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Parola di Dio.
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Questa mattina abbiamo iniziato a pregare con queste parole che ci sono state rivolte, questo invito. Lodiamo il Signore che ha convertito San Paolo al Vangelo. Lodiamo il Signore. Ecco, il Signore che riesce a prendere un uomo che era un uomo inquieto, che era un uomo violento, un uomo che voleva uccidere, voleva spaccare il mondo, voleva che tutti fossero sottomessi ai suoi punti di vista, alla sua logica, all'immagine che lui aveva su Dio, voleva convertirli, voleva convertire gli altri, Paolo. E non aveva capito che doveva convertire se stesso. Quello che succede anche a noi tante volte. Noi vorremmo convertire gli altri, ma il Signore ci chiede di convertire noi, C'è quella bellissima frase di un uomo sapiente che diceva: io quando ero giovane volevo cambiare il mondo. Poi quando sono cresciuto mi sono accorto che era troppo difficile cambiare il mondo. Allora chiedevo al Signore di cambiare almeno quelli che mi erano vicini. E quando ho fatto anche l'esperienza di non riuscire a cambiare quelli che mi erano vicini, ormai giunto avanti con gli anni,
mi sono detto: Signore, concedimi non di cambiare gli altri, il mondo, ma di cambiare me stesso. Allora noi siamo qui a lodare il Signore, perché il Signore è capace di rovesciare anche la nostra vita. Quello che mi ha colpito nel racconto della sua conversione, credo che sia l'unico santo in cui si diceva prima anche con Don Ottavio, si diceva che sia l'unico santo dove si celebra la conversione. Io mi sono chiesto: ma la tua conversione, quando è la festa della tua conversione? Quando è la festa della mia conversione? La festa, celebrare la festa in cui finalmente ci siamo arresi a Dio. Perché la conversione che cos'è? È un arrendersi a Dio, un lasciarsi abbracciare da Dio, un lasciare che Lui entri e ti cambi la vita come Lui sa fare. E ascoltando la prima lettura, quando si legge che Paolo è stato avvolto da una fulgida luce, ecco, questo mi ha colpito, essere avvolti dalla luce. Ecco, la conversione è fare proprio questa esperienza della luce. Io ero cieco e non vedevo. Nel film di Fratello Sole e Sorella Luna, indimenticabile, no? Di San Francesco, quando si è convertito anche Francesco. Ma io ero cieco, ma Fratello Sole mi ha illuminato, questa fulgida luce, e ora vedo così chiaramente che devo seguire la strada del Vangelo, il Vangelo. Devo mettere al centro il Vangelo, che non ho ancora incominciato a viverlo, anche se a parole dico che sono per Gesù, che mi sono consegnato a Gesù, ma ci sono ancora tante resistenze. Pensate, quando sono stato in Piemonte 6 anni, andavo a fare una novena in un paese vicino a Torino, a 60-70 chilometri. Il paese si chiama Benevagenna, diocesi di Mondovì, vicino a Fossano. E lì si celebra la festa, proprio in questi giorni, della Beata Paola, da Bene, si chiama Benevagenna. E questa era una contessa che ha dovuto subire le pene dell'inferno. Aveva sposato un conte, un proprietario terriero. Siamo nel 1400-1500. Una mamma ha avuto anche un figlio. E così qui i matrimoni che si combinavano. E questo conte era una persona un po' rozza, si era portato dentro nel castello l'amante. Questa Beata Paola doveva subire tutti i soprusi, le violenze. Ebbene lei, con la sua fede in Gesù, questa Beata Paola, ma veneratissima, c'è tutto un paese, tutti i paesi attorno che in processione che vanno a pregare questa Beata fantastica, veramente una viva, nonostante tanti secoli, ma è amatissima dal popolo cristiano, e con la sua vita, con la sua pazienza, con il suo amore, non ha mai abbandonato il marito, è rimasta lì fedele, si è preso cura perfino negli ultimi istanti della vita della compagna, del conte, ad assisterla. L'ha perdonata, è stata accusata di averla avvelenata addirittura, e lei a subire, a offrire, ad amare, a perdonare, a sperare, e con la sua umiltà, con la sua santità, con la sua preghiera è riuscito a convertire la compagna, il marito, è riuscita a fare delle cose straordinarie, ma con la sua conversione. Lei ha saputo trasmettere questa luce al marito e a quelli che erano lontani dal Signore. E allora io credo che la festa della conversione di San Paolo ci aiuti
a desiderare sempre a metterci in cammino, un cammino di conversione, di accoglienza del Vangelo, di voler vivere sempre più intensamente con il Signore, mettendo al centro la sua parola. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla gloria del suo nome, per il bene nostro e alla sua. Accogli, Signore, i doni del tuo popolo nel ricordo della conversione di San Paolo, quella fede che animò San Paolo e lo fece missionario e apostolo delle genti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo di santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto, vicari del tuo Figlio, e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cuori celesti, delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode. Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni per Santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni
con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In particolare tra loro ricordiamo Pietro e Flavio. Nella tua misericordia accogli anche tutti gli altri defunti e ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E con gioia preghiamo come ci ha insegnato Gesù: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito ti togli i peccati del mondo. Pietate.
Agnello di Dio, i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno Di partecipare alla tua mensa, ma ma di soltanto una parola e io sarò salvato. corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accendano in noi l'ardore di carità del beato Apostolo Paolo, che portava nel cuore la sollecitudine per tutte le chiese, per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona conversione anche a noi tutti. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve, dolce Vergine, 158.